Per guida ai campionati siamo col DS Giovanni Bolzan, DS un altro punto su un altro campo piccolo. Sì, sicuramente alla vigilia magari speravamo in qualcosa di più, però visto l'andamento della partita direi che è un punto buono, perché solitamente queste partite si possono rischiare anche di perdere, abbiamo rischiato molto di perdere. Di positivo il carattere e la grinta delle nostre ragazze, che per 2 volte in svantaggio anche a pochi minuti dalla fine hanno avuto la forza e la volontà di recuperare. Partiamo da quel quarto d'ora proprio finale. Subito in svantaggio, avete recuperato di nuovo in svantaggio e poi Simeoni ha sistemato per il pari del 2-2. Sì, ci sono stati negli ultimi minuti dei fuochi d'artificio non da poco, ma questo è un po' il marchio di fabbrica della squadra e del mister, che vuole vincere comunque, non si è accontentato neanche dell'1-1, la squadra si è riversata davanti per cercare la vittoria, in contropiede con un errore difensivo abbiamo subito il secondo, però ripeto, guardiamo i lati positivi, che nonostante il gol del 2-1 che poteva essere un KO decisivo, la squadra ha reagito ancora una volta come a Trevignano ed ha ottenuto in extremis un pareggio che portiamo a casa ben volentieri. Dopo lo svantaggio loro il mister ha cambiato, siete passati al 3-4-3. Non hanno ancora ben recepito questo modulo, magari perché c'è stato buoni 20 minuti di confusione, poi però hanno trovato il pari, come dicevi, svantaggio e di nuovo riacciuffato il pari. Ma oggi non abbiamo fatto una bella partita, è stata una settimana particolare per diverse ragioni. Una in più, che la nostra squadra è abituata a giocare a calcio, girare palla, e per quanto bello il terreno qui di Colle Umberto è piccolo e ci crea delle difficoltà, quindi sia a 4 che a 3 non abbiamo girato palla e non abbiamo giocato soprattutto sugli esterni, quindi la partita si è incanalata al centro e il Limolese ottimamente schierata in difesa con il gioco stagnante nelle parti centrali ha avuto la meglio molte volte sui nostri attaccanti. Domenica Gordice. Domenica Gordice, mettiamo in saccoccia questo punticino, in settimana cerchiamo di riprenderci un po' e vediamo di andare a Gordice sperando di giocare meglio di oggi. Ringraziamo il DS. Grazie a voi, buonasera.